Il giorno di inizio della scuola, una bella carovana con le biciclette. Noi genitori portiamo i nostri ragazzi tutti belli in bicicletta e andiamo a Treviso e vediamo cosa vuol dire intralciare la strada di San Vitale con 20-30 biciclette al mattino. Sono disposti a tutto pur di far tornare l'autobus a San Vitale, anche a costo di portare il traffico lungo via Sant'Angelo a passo d'uomo, anzi di bicicletta. Perché mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico e qui nell'angolo del comune di Treviso che confina con Quinto, Zerobranco e Preganziol aspettano ancora che dalle promesse si passi ai fatti. Ad oggi stiamo ancora aspettando il nostro autobus. Dopo un mese di incontro con il sindaco non abbiamo l'autobus, negli orari ufficiali che sono stati esposti degli orari invernali non c'è la linea di San Vitale. E stiamo aspettando notizie sia dal comune che dalla MOM. Pare che ci sia un rimpallo di responsabilità tra via Polveriera e Cassugana, con il risultato che al momento gli unici sopralluoghi sono arrivati per creare delle piazzole sopra il fossato che costeggia la strada. Verranno fatti dei golfi per fare in modo che l'autobus o la macchina che incontra l'autobus o la macchina possa spostarsi dalla strada per avere più sicurezza, diciamo, nel transito della strada. Rilievi che, se hanno fatto partire la procedura di intervento, non hanno di certo fatto arrivare il mezzo pubblico che, lo ricordiamo, ha spostato il capolinea a ridosso del cimitero di Canizzano con gli inevitabili disagi per utenti e famiglie. Ma la marcia ciclistica per il primo giorno di scuola non sarà l'unica forma di protesta di questi cittadini. Oggi tutti hanno firmato per rivolgersi alla giustizia. A questo punto valutiamo di procedere anche con le vie legali. Non lasceremo nulla di intentato.